Siamo qui con il professor Stefano Piaserico, professore associato di dermatologia presso la clinica dermatologica dell'Università di Padova. Che cos'è l'idrosadenite suppurativa? L'idrosadenite suppurativa è una malattia cronica, infiammatoria, legata al sistema immunitario, che determina la formazione di lesioni a carico di alcuni distretti cutanei, soprattutto le pieghe genitali, le pieghe ascellari, le pieghe anche sottomammarie, e determina delle lesioni che possono inizialmente essere modeste, relativamente limitate per estensione, e poi nel tempo invece diventa molto più grave, deturpante e rovina la vita quotidiana del paziente e le sue attività. Come si riconosce questa malattia? Questo è proprio un punto cruciale. La malattia non viene riconosciuta facilmente all'inizio perché viene interpretata come una lesione cistica piuttosto che una follicolite, quindi poche cose all'inizio. Poi quando la malattia diventa più grave bisogna riconoscerla perché va affrontata a livello terapeutico e diciamo che le lesioni caratteristiche sono dei noduli che suppurano, cioè provocano la formazione di esudati purulenti, che tra l'altro sono maleodoranti spesso, tipicamente, e poi formano delle fistole, delle lesioni cicatriziali e quindi delle lesioni che diventano croniche, deturpanti e non più trattabili se prese appunto non in tempo. Come si cura oggi questa condizione? La terapia non è semplice, la terapia risulta più efficace quanto più precoce venga appunto instaurata. Si inizia tendenzialmente con degli antibiotici sistemici, cioè per OS, orali tipicamente, e si usano degli antibiotici abbastanza importanti, insomma, e per lunghi periodi. Poi negli ultimi anni sono per fortuna comparse insomma, nel mercato delle nuove terapie, in particolare i farmaci biologici, che hanno il vantaggio di essere molto più selettivi, specifici, mirati ad un target appunto isolato e non essere appunto ad ampio spettro come gli antibiotici, che è una buona cosa ma è una cattiva cosa perché può dare anche effetti collaterali. I biologici tendenzialmente essendo più mirati sono più appunto specifici, in particolare per fortuna recentemente è arrivata una nuova molecola che ha un target completamente diverso rispetto ai precedenti, cioè l'interleuchina 17A, che ha un ruolo patogenetico molto importante nella comparsa delle lesioni. Come restituire dignità e benessere a questi pazienti? Questo è un nodo cruciale. A me importa molto quando vedo, interpreto e prendo in carico un paziente, non solo l'aspetto così obiettivabile, ma anche l'aspetto psicologico, perché la dermatologia è una patologia, è una branca che ovviamente studia patologie che hanno un grosso impatto a livello sociale, psicologico, emotivo e financo intimo. Per esempio, se pensiamo che le lesioni si localizzano anche a livello delle pieghe genitali, pensiamo a una giovane persona che abbia queste lesioni che non possa peraltro così approcciare magari un partner in maniera serena e così spensierata come vorremmo fare.